Il Veneto è sempre stato penalizzato, non è che questa sia una novità. Chiaramente i conti ora non tornano più, non tornano per una questione di giustizia sociale, ma anche per una questione di amministrazione. Se pensiamo che i nostri enti sono tra i più virtuosi, sono quelli più tartassati. La legge di stabilità prevede brutte sorprese per gli enti locali del Veneto, imponendogli uno dei tetti più bassi d'Italia di spesa pubblica per cittadino, poco più di 300 euro a fronte degli oltre 900 assicurati ad altre regioni. La denuncia dell'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti ha scatenato la reazione dei sindaci del Bassanese, i primi a dover fare i conti nei propri bilanci con una pesante limitazione che sarà a tutto svantaggio dei cittadini. È chiaro che se qui avessimo gli stessi parametri che hanno queste regioni qua, si potrebbero fare molte cose, si potrebbero sicuramente avere più servizi e servizi alla persona, al sociale, alla scuola, ma anche in infrastrutture. Pensiamo anche a quanto potrebbe la Regione Veneto mettere sul capitolo infrastrutture, sull'infrastrutturazione per quanto riguarda le ferrovie e quant'altro. Seppur con le difficoltà del periodo, a Rosassi continua a lavorare. La Giunta ha dato il via libera ad un piano triennale di opere pubbliche per le quali saranno investiti 9 milioni e mezzo di euro. La cifra sembra una cifra molto grande di questi tempi, sono 9 milioni perché c'è il capitolo riguardo alla nuova scuola, al nuovo plesso scolastico, il resto sono su 1,5 milioni, 2 milioni di interventi che però sono interventi legati al territorio, legati molto all'edilizia scolastica, quindi adeguamento sismico, messa in sicurezza dei plessi in base a quella che è la normativa, mobilità, sistemazione quindi delle piazze, arredo urbano, piste ciclabili.